Fermata Luca Zaia, autoisolamento per chi arriva dall'estero, denuncia per chi rifiuta il ricovero, 1.000 euro di multa per chi trasgredisce. Mio papà vive per il lavoro, non è l'uomo che è stato dipinto, parla il figlio dell'imprenditore vicentino. Paziente zero, il ragazzo però dà ragione al governatore, papà ha sbagliato. Zaia svetta le classifiche di gradimento per il Sole 24 Ore insieme a De Caro, è l'amministratore più popolare in Veneto, prima Brugnaro, ultimo il sindaco di Padova, Giordani. Riapre la casa di riposo di Merlara, tristemente famosa per l'elevato numero dei decessi, 34 in tutto a causa del Covid, l'abbraccio ritrovato degli ospiti con le famiglie. Si tuffa dalle pedalò durante una gita al lago di Santa Croce, non sa nuotare, richiedente asilo annega la testimonianza drammatica di uno degli amici che erano con lui. Paura e timori dei sindaci della Pedemontana Veneta. Oggi i primi cittadini hanno incontrato l'assessore De Berti. Ecco che cosa accadrà con il maxi cantiere. Anche Marostica ricorda il maestro Morricone morto nella notte a Roma. La città degli scacchi aveva organizzato un concerto dopo il lockdown dedicato proprio a lui. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Ecco l'ordinanza che tutti stavano aspettando. È stata annunciata questa mattina nel corso della consueta conferenza stampa a Marghera, al centro dell'unità di crisi, misure restrittive per chi arriva dall'estero, dai paesi che non sono dell'Unione Europea. Quarantena, autoisolamento e soprattutto arriva la denuncia per chi rifiuta il ricovero. Sentiamo. I servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero opposto da soggetti risultati positivi al tampone segnalano immediatamente agli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto stesso ai fini dell'esercizio dei relativi poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato. La segnalazione all'autorità giudiziaria del malato di coronavirus che rifiuta il ricovero è tra le novità della nuova ordinanza regionale presentata all'unità di crisi di Marghera dal presidente Zaia. Dei 28 nuovi casi di Covid registrati in Veneto dal 1 luglio, 15 provenivano dall'estero. Questo ha portato anche a regolare chi, italiano o straniero, rientri in Italia da vacanza o viaggio di lavoro in paesi non facenti parte dell'Unione Europea e dell'area Schengen. Arrivo dalla Serbia per andare in spiaggia, mi faccio 14 giorni di quarantena. Se arrivo dalla Serbia perché devo lavorare, cioè devo rientrare nel mio processo produttivo, o sono un lavoratore veneto che è andato a fare delle attività in Serbia, mi si scusi se faccio l'esempio della Serbia, che è quella più attuale, faccio i 2 tamponi e tutta la trafila. Nel caso di isolamento per 14 giorni di persone di rientro da una vacanza all'estero che hanno avuto contatti a rischio con positivi o che accusano contemporaneamente difficoltà respiratorie e più di 37,5 gradi di temperatura, l'ULSS ha l'obbligo di denuncia e comunicazione a sindaco, prefetto e polizia per eventuali controlli e misure cautelari. L'uscita dall'isolamento fiduciario comporta per i negativi al tampone una multa di 1.000 euro. Per i positivi invece si entra nel penale con condanne fino a 12 anni di detenzione. Pesanti le sanzioni anche per le aziende che non rispettano gli obblighi dei propri dipendenti all'estero per ragioni lavorative. Stiamo parlando dei lavoratori che vengono tamponati 2 volte e lavorano con la mascherina nell'attesa del secondo tampone negativo. La sanzione di 1.000 euro per ciascun lavoratore dell'azienda. Quindi non solo per quel lavoratore, ma se l'azienda ha 100 dipendenti sono 100.000 euro. Un ultimo fronte aperto, ma dipende dal governo, è far rientrare il coronavirus tra i casi in cui si può disporre il trattamento sanitario obbligatorio. Il ministro Speranza, per carità, lui non comunicherà per conto suo, visto che ha fatto anche un'intervista per cui mi permetto di riportare le parole che peraltro aveva anticipato a me, che condivide la posizione sul tema del ricovero, nel senso che quando un cittadino ha l'obbligo di essere ricoverato perché non può provvedere a cure in autonomia e in sicurezza, bisogna che i sanitari siano in condizione di ricoverare. All'annuale rilevazione di gradimento dei presidenti di regione effettuata dal Sole 24 Ore, intanto, Zaia si classifica abbondantemente primo in Italia, con una crescita di quasi 20 punti percentuali dall'elezione, dal 50 al 70%. Dà soddisfazione che condivido perché è frutto del lavoro di tutta la squadra, non solo degli assessori e dei consiglieri, ma anche di tutti coloro che lavorano con noi, pensate a tutta la squadra della sanità, a tutti. Dopodiché stiamo sondando e testando un periodo atipico, no? Da un punto di vista statistico si direbbe che il campione non è significativo, perché stiamo parlando di
100 giorni di coronavirus, e quindi ci sono degli amministratori che si sono messi sotto i riflettori, altri che non c'entravano nulla con la sanità, e quindi qualcuno se li ha anche dimenticati. E proprio dalla Serbia arrivava l'imprenditore vicentino considerato il paziente zero del primo focolaio che è arrivato in Veneto. La nostra troupe di Vicenza è riuscita a contattare il figlio dell'imprenditore. Sentiamo. Papà aveva trasformato la sua vita in lavoro. Dunque lui viveva per lavorare e non lavorava per vivere. È il più classico degli stereotipi dell'imprenditore del nord-est. A parlare Daniele, figlio di Lino Fraron, l'imprenditore oggi stazionario in rianimazione per coronavirus e che per le sue scelte e comportamenti è stato segnalato in procura. Sì, onestamente non ho neanch'io una spiegazione, una giustificazione a tutto ciò, ed è per questo che sono qui per dare una testimonianza di quello che può essere successo dopo il giorno 28, dunque da quando mio padre è stato attestato positivo al coronavirus. Quello che è successo prima onestamente non lo so e non lo riesco neanche a spiegare. Ci sono timori di ripercussioni sull'azienda, sul lavoro, che comunque questa cosa è stato così un fatto clamoroso? Perché? No, l'azienda è l'azienda, Lino Fraron è Lino Fraron, l'azienda è assolutamente sicura, l'azienda è forte di sé, rispetta tutti i canoni, rispetta tutti i protocolli, lì siamo una roccia, assolutamente fortissimi. Quello che ha fatto Lino, l'ha fatto Lino, fine. Perché hai rifiutato di essere ricoverato? Lì bisognerebbe chiedere a lui onestamente, presumo per una leggerezza, presumo perché pensavo di averlo preso in una forma virale molto leggera. Io gli ho detto che ha sbagliato a rifiutare, come ho dichiarato in più volte, insomma ha sbagliato ed ecco perché supporto anche il nostro governatore. Lì bisogna evitare queste cose, assolutamente. Una persona che ha bisogno di cure deve tassativamente rimanere curata. E dunque tanto più godere in una situazione del genere non ha un senso per la mia opinione personale. Tuo padre cosa gli ha risposto? Preferisco non riportare, insomma, comunque ovviamente non era d'accordo. Intanto c'è rabbia però in paese dove siamo andati a sentire anche i cittadini che parlano di leggerezza inaccettabile. Nei nostri confronti non si era comportato bene, anche perché li sapeva di essere male e poteva poi andare a ricoverarsi e facendo gara finita. E mi penso che non so neanche cosa dire, perché una persona così per me non vale neanche la pena. Cosa insegna questa esperienza secondo lei? Essere prudenti, più prudenti, perché essere troppo ottimisti certe volte non va bene. Quello si è comportato male, malissimo. Pensare cosa aveva addosso. Aveva 3 bypass, aveva il diabete, e stare via 5 giorni senza dire niente che stava male. Sta bene là in coso, là all'ospedale sta bene. È una persona che non doveva fare una roba del genere, prima cosa. E dopo se lui aveva voluto fare così, però rimette tutti quanti i cosi, le persone che sono qua nel Veneto. Se tutti quanti fanno così diventa un problema, chiudono ancora e insomma non va bene e sicuramente faranno qualcosa. Lo spero, insomma, ecco. Lei è favorevole quindi al TSO, quella cura obbligatoria a chi magari rifiuta di essere trattato dal punto di vista sanitario? Beh, se capita un episodio così penso che sia necessaria, questo sì. Beh, certo, quando ne va la salute degli altri, quindi... Zaia ha anche ragione a mettere le limitazioni, secondo me. Dovrebbe essere più duro nei confronti di questi personaggi qua. Dal Vicentino al Padovano, oggi la casa di riposo di Merlara, quella che ha contato 34 vittime al suo interno per Covid, ha riaperto alle visite dei familiari. Covid addio, o almeno così sembra anche alla casa di riposo Pietro e Santa Scarmignan di Merlara, che tanto ha pagato il numero di vittime per la pandemia. Da oggi infatti porte aperte ai tanti familiari che hanno potuto così riabbracciare i propri cari ospiti della struttura. Ben 34 le vittime da Covid in quei 4 mesi di porte serrate, forse troppo lunghi perché rimane fuori in attesa di notizie. Sono stati 4 mesi molto difficili per tutti, per gli ospiti,
per la dirigenza, per gli operatori e anche per gli amministratori. Tuttavia adesso questa apertura era indispensabile proprio per diversi motivi, no? Perché innanzitutto per la vita economica, nel senso che la situazione così come era oggi, con gli ospiti quasi dimezzati, dal punto di vista economico era insostenibile. Insostenibile per almeno due motivi, quello economico e quello affettivo. Le rette anche del nostro pensionato sono piuttosto contenute e mancando metà degli ospiti, con il loro contributo riuscivano a far vivere in maniera dignitosa questa struttura. Ecco, in questo senso qui. Poi c'è un altro punto di vista molto importante, che continuano ad esserci richieste da parte del territorio. La gente, che ringrazio moltissimo, ha ancora fiducia in questa struttura e chiede di poter entrare. In questi 4 mesi non tutti sono morti di Covid, ma molti si lasciavano andare, molti ospiti si lasciavano andare perché mancava questa vita che loro vivevano all'interno della struttura. Ed è positiva il Covid-19 anche l'anziana Feltrina, assistita dalla badante di nazionalità moldava, che alla rientrata nel territorio nazionale e ha manifestato i sintomi da coronavirus. L'attività di contact tracing fatta scattare immediatamente dal Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Dolomiti ha portato all'isolamento e al tamponamento dei componenti del nucleo familiare. Nel primo pomeriggio di oggi è emersa la positività dell'anziana assistita, al momento asintomatica, mentre gli altri 2 familiari testati risultano negativi ma comunque in quarantena. Ed è purtroppo di oggi la notizia di un nuovo decesso a San Martino di Belluno. Si tratta di una paziente di 93 anni positiva al Covid, ricoverata ieri per un episodio respiratorio acuto nel reparto di pneumologia. Ed ora la pagina economica, le ricadute sul territorio le stiamo vedendo quotidianamente, ma che cosa succederà quest'autunno? Ce ne parla Piovesana. L'autunno sarebbe nero se noi ritornassimo con un lockdown, allora sarà un autunno sicuramente nero. Come ho detto prima, io spero veramente che tutti seguano quelli che sono i consigli che sono stati dati circa il come comportarci. Non ha la sfera di cristallo la numero 1 degli industriali di Marca, ma una certezza c'è, o meglio un auspicio: non si può e non si deve tornare indietro. Un'altra quarantena per l'economia sarebbe un disastro. Se il futuro resta da decifrare, il presente è in chiaroscuro, il manifatturiero è partito, ma gli scenari internazionali sono mutevoli. Non è che vediamo un unico modo di reagire di fronte al Covid da parte dei mercati piuttosto che da parte dei singoli settori. E qui si va un pochino alla giornata, ecco, però noi ci siamo, questo sì. Insomma, si naviga a vista e il timoniere, in questo caso il governo, non sembra per Piovesana avere le idee del tutto chiare sulla rotta da intraprendere. Abbiamo denunciato più volte di come ad oggi ancora siamo in difficoltà e non sta arrivando veramente quella che deve essere una visione. Io penso che oggi le imprese, la cosa più importante delle quali ha necessità, ma un po' tutti noi, è proprio quella di capire in che direzione vogliamo andare. Per il momento Piovesana, che con il rinnovo dei vertici è diventata vicepresidente nazionale degli industriali, chiede di evitare toni di eccessivo allarme. Anche la fiducia in economia, pare di capire, ha un suo peso specifico. Io penso che oggi comunque sia serva avere prudenza ed avere pazienza, cioè preoccupare eccessivamente le persone io penso non sia il caso. Allora, avete sentito che per quanto riguarda la classifica del Sole 24 Ore il governatore Zaia è tra gli amministratori più popolari, anzi il più popolare insieme a De Caro. Per quanto riguarda invece i primi cittadini, il Sole 24 Ore ha decretato una sorta di spostamento delle postazioni. Il primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, risulta il più popolare tra i colleghi dei 7 capoluoghi veneti con il 60,5%, più 7,3 punti rispetto alla percentuale con cui fu eletto 5 anni fa, ed è il quinto sindaco più amato a livello nazionale. Il secondo sindaco veneto invece è Jacopo Massaro, Belluno, 27esimo a livello nazionale, con un calo di 6,4 punti rispetto alle elezioni di 3 anni fa. Seguono Mario Conte al 39esimo posto e poi Francesco Rucco, sindaco di Vicenza. 72esimo leggero aumento in percentuale Edoardo Gaffeo, Rovigo si piazza al 79esimo posto in leggera flessione, restando al 50% delle preferenze. Forte calo per il veronese Federico Sboarina, mentre il padovano
Sergio Giordani 99esimo con il 42,7%, meno 9,1 punti rispetto all'elezione di 3 anni fa. E adesso parliamo di Superstrada Pedemontana Veneta, perché oggi l'assessore regionale De Berti ha incontrato i sindaci per parlare del maxi cantiere. La strada Pedemontana Veneta avanza rapidamente ed è arrivato il momento di fare i conti con le ricadute dell'opera viaria sul territorio. Fra timori e dati, l'assessore regionale alla viabilità Elisa De Berti ha incontrato i sindaci delle aree coinvolte dal maxi cantiere. Oggi abbiamo presentato i primi flussi di traffico, i primi studi di traffico che sono stati fatti in questi ultimi mesi. Abbiamo sottolineato le criticità, abbiamo visto dove sono i punti dove dovremmo intervenire e con i sindaci da domani verranno costituiti singoli tavoli tecnici per approfondire soluzioni ed eventualmente vedere come intervenire. Sul piatto le istanze di molti sindaci e previsioni su quanto accadrà una volta conclusa la Pedemontana. Pensavo ci sarebbero state molte più criticità di quelle che ci sono state presentate oggi, perché in molti casi diciamo che molti sindaci dicevano che Pedemontana avrebbe scaricato sul territorio l'inferno da un punto di vista di flussi di traffico. È emerso sostanzialmente che in molti casi la situazione decisamente migliora. Ecco quali sono le situazioni più gravi. Montecchio ovviamente è legato all'apertura del casello e dell'attacco alla 4, Amalo legato anche all'SP46 e diciamo la zona di Rosà. Con Rosà già abbiamo fatto stamattina un incontro con l'amministrazione e poi nelle prossime settimane si avvieranno proprio i tavoli tecnici. Pochissimi secondi di pubblicità e poi torniamo insieme con le notizie. Eccoci ben ritrovati, sempre in diretta. Andiamo adesso al lago di Santa Croce, dove un giovane richiedente asilo di nazionalità afghana si è tuffato per fare un bagno ma non sapeva nuotare. Purtroppo è annegato. La drammatica testimonianza di un amico che era con lui. Lui prima con 2 pakistani entrò dentro acqua, dopo lui, dopo io. Alle 4 entrò dentro acqua. Dopo 2 minuti, 1 minuto, ho visto che lui fa così, o uno dei pakistani che c'è lui è andato a aiutare lui, o io ho tornato a prendere pedale che viene vicino di lui. Comunque io entro dentro il pedale, ho tornato, non ho visto più lui. È ancora sotto shock Hamadi, uno dei 3 amici pakistani coi quali ieri pomeriggio Rahmatullah aveva raggiunto il lago di Santa Croce dal centro di accoglienza che dista poche centinaia di metri dalla spiaggia. Rahmatullah non sapeva nuotare ma si è tuffato ugualmente dal pedalò, ignorando il pericolo. Questo è il luogo dell'approdo, della partenza dei pedalò. È da qui che ieri 4 giovani avevano affittato il pedalò per andare a fare un giro nel lago di Santa Croce. Nel pomeriggio la tragedia. L'allarme lanciato dai bagnini che prestano servizio solo nel weekend ha fatto arrivare in zona i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Venezia e l'elicottero Drago da Bologna. Il corpo del giovane è stato ritrovato in fondo al lago a circa 70 metri dalla riva ieri sera attorno alle 19:30. Lui era ospite nella nostra cooperativa da 2 mesi, da maggio di quest'anno. Precedentemente era presso il consorzio di Belluno, in un'altra cooperativa poi è stato trasferito qui. Sicuramente è stato uno shock perché comunque nessuno se l'aspettava di questo evento. È toccato a Sara Fauro questa mattina l'ingrato compito del riconoscimento della salma ricomposta all'obitorio di Belluno. Rahmatullah era richiedente asilo, aveva 26 anni. In Italia era arrivato 2 anni fa seguendo la rotta balcanica e da 2 mesi era ospite della struttura d'accoglienza gestita dalla cooperativa Integra Puos dal Pago. Ora i carabinieri stanno cercando di rintracciare i familiari, forse uno zio che dovrebbe vivere in Germania. Soccorso dei sanitari perché privo di sensi un ucraino di 39 anni ha preso a calci e pugni 2 carabinieri che erano intervenuti, hanno immobilizzato l'agitato e poi lo hanno arrestato. È accaduto a Villafranca di Verona dove alle prime ore di ieri il 118 è intervenuto per aiutare l'uomo privo di sensi trovato in via del comune Scaligero e poi ha soccorso anche i 2 carabinieri che sono rimasti feriti e sono dovuti ricorrere alle cure mediche. L'uomo infine è stato arrestato per minaccia, resistenza e lesione pubblico ufficiale.
Andiamo a Venezia, riapre la Fenice, si risorge come sempre anche la cultura dopo questo lunghissimo periodo di lockdown. Come una volta era un rullo di tamburi a precedere le notizie importanti, in Campo San Fantine sono stati i percussionisti della Fenice ad annunciare coi loro strumenti la riapertura del Gran Teatro di Venezia, che riprende l'attività dopo i 5 mesi di chiusura forzata imposta dal coronavirus. Un modo per condividere la città con l'inizio di un percorso verso la normalità. Certo, le modalità con cui si è svolto il primo concerto risentono delle limitazioni imposte dalle norme anticontagio, che però sono state trasformate in un'occasione di rinnovamento. La Fenice è diventata un teatro circolare, coi musicisti al posto della platea, gli spettatori che possono osservare il distanziamento occupando i palchi dei 5 ordini di posto e soprattutto la comparsa all'altezza di palcoscenico e golfo mistico di una nuova scenografia, la chiglia in legno di una nave che ospita 70 spettatori, come un'arca pronta a traghettare verso un futuro migliore. I primi applausi fragorosi sono per i medici e gli infermieri invitati alla serata inaugurale. Poi tocca alla sezione Dottoni intonare Fanfare for the Common Man di Aaron Copland, composta all'ingresso americano della Seconda Guerra Mondiale e ora assurta inno di chi combatte il virus. Quindi è toccato al coro, in un repertorio che comprendeva Monteverdi, Gabrieli e Bach, terminare quello che è solo il primo appuntamento di un teatro che, come nella sua storia, è stato capace di rinascere innumerevoli volte. Dalla Fenice ad un altro grande, meraviglioso teatro all'aperto, ovvero la piazza di Marostica, famosa per la partita a scacchi. Avevano previsto un concerto proprio dedicato a Morricone post-lockdown e ovviamente questo concerto si terrà ugualmente. Cogliamo con tristezza la notizia della mancanza, la perdita del maestro, che sicuramente lascerà un grande buco non solo a livello italiano ma mondiale, sia nel mondo della musica che nel mondo del cinema. Anche Marostica si ferma per un attimo alla notizia della morte del maestro Ennio Morricone, che si è spento alle prime ore di questo lunedì 6 luglio. Il grande musicista e compositore romano, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale, da Per un pugno di dollari a Mission, a C'era una volta in America, da Nuovo Cinema Paradiso a Malena, La leggenda del pianista sull'oceano, solo per citarne alcuni, a novembre avrebbe compiuto 92 anni. Si è spento in ospedale, dove era ricoverato a seguito di una brutta caduta che aveva provocato la frattura del femore. Con la nostra regione, i suoi grandi teatri, Morricone aveva un legame speciale. Al maestro, 2 volte premio Oscar nel 2007 e nel 2016, Leone d'Oro alla carriera alla 52esima mostra del cinema di Venezia, Marostica aveva voluto dedicare una serata proprio per dare alla città un segno di rinascita dopo il lockdown causato dall'emergenza Covid. Aveva scelto lui per la grandezza, la forza, la potenza della sua musica. Ora, per la città degli scacchi, questa serata all'insegna delle partiture, delle note del maestro Morricone avrà un significato ancora più intenso. Come città avevamo deciso di fare l'omaggio a Ennio Morricone per sostenere un po' tutte le persone che si sono date da fare durante il periodo del Covid e poi per dare comunque un proseguo ai grandi eventi della nostra città, in formato un po' ridotto ma comunque sempre grandi eventi. La politica gioca a nascondino e decide di non decidere. Ci occuperemo di questo. Questa sera torna a Ring a partire dalle 21:15 con il presidente Luca Zaia a partire proprio dalle 21:15 e poi a seguire Giacomo Possamai in studio del Partito Democratico e Flavio Pintona, Movimento 5 Stelle. Via Skype ci saranno i collegamenti di Nicola Finco, Lega Nord, e Luca De Carlo, Fratelli d'Italia. Vi ricordo un intervento del presidente Luca Zaia anche in apertura del telegiornale di Treviso alle 19:30. Ed è tutto per questa edizione del TG del Veneto. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Adesso spazio a Venezia. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Tempo sostanzialmente buono sul nostro territorio, ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa succederà nelle prossime ore.
Sul Veneto un impulso di aria fredda proveniente dal Mar del Nord scavalcherà l'arco alpino, portando così una sfuriata di temporali nella notte tra lunedì e martedì, e nella mattinata del 7 luglio non si escludono residui ed occasionali piovaschi. La grafica però ci mostra che a partire dal pomeriggio avremo un deciso miglioramento del tempo con tanto sole su tutti i settori. Venti moderati e temperature in lieve calo, minime fino a 19 gradi, valori massimi compresi invece tra i 23 e i 28 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, anche qui saranno possibili dei piovaschi, ma dalle ore pomeridiane sarà via via più stabile con ampio soleggiamento. Temperature minime tra i 16 e i 17 gradi, massime sui 24-27 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, mattinata anche qui con qualche rovescio, poi più sole con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 15 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.